Ben ritrovati ad una nuova puntata del Notes di Antenna 3. Andiamo subito a dare uno sguardo insieme dunque agli appuntamenti dei prossimi giorni. Vi segnalo che domenica 3 novembre si svolge la 47esima festa delle castagne e la 16esima festa del marrone di San Zeno DOP. Durante questa giornata si potrà assistere a varie esposizioni, ma anche ci sarà la vendita di marroni con stand gastronomici, degustazioni di birra castanea e altre specialità a base di castagne e molto altro ancora. L'autunno a San Zeno di Montagna ha un fascino tutto particolare. Fino al 3 novembre alla Fiera di Longarone da non perdere Arredamont, la mostra dell'arredare in montagna, un evento unico nel suo genere che si conferma come l'appuntamento più importante e atteso a livello nazionale per questo particolare settore dell'arredamento. Sono quasi 200 gli espositori presenti alla fiera, dove troverete dai mobili ai complementi di arredo, dalle stufe ai caminetti, insomma tutto per arredare appunto in montagna. Nel 1975 fu ucciso Pierpaolo Pasolini. Resta il velo d'ombra sulla morte di un intellettuale considerato scomodo per i suoi tempi, che nelle sue opere e nelle interviste non mancava mai di denunciare il potere omologante della società dei consumi e dei mezzi di comunicazione di massa come la TV. Grande è la fortuna di colui che possiede una buona bottiglia, un buon libro e un buon amico. Molière. La località di oggi è Danta di Cadore, in provincia di Belluno, nel Comelico, che gode di una magnifica posizione panoramica. A stupire è l'ambiente naturale pressoché integro e incontaminato, ricoperto per vaste superfici da densi boschi di conifere. Sul territorio di Danta, infatti, è presente la quasi totalità della flora alpina protetta ed un gran numero di orchidee spontanee. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata, arrivederci.